Professor Coso Galbani, intanto se può dirci a che punto siamo con il piano vaccini? Direi che col piano vaccini stiamo procedendo come da protocollo, figliuolo. Addirittura? Il generale? Il generale, figliuolo. No, figliuolo, lo dicevo te. Stiamo procedendo come da protocollo, figliuolo, e soprattutto con i vaccini a nostra disposizione. Ok. Fino ad esaurimento scorte. Va bene. E qual è la situazione ad oggi in magazzino? Cioè, quante dosi sono rimaste? Vi leggo i dati. Ad oggi in magazzino risultano solo poche dosi di vaccino Pfizer. 4 per l'esattezza. Che ad oggi valgono come una marrone quintarelli di OCG. Però stiamo aspettando le dosi promesse da AstraZeneca, Moderna, Pfizer e Johnson Johnson, che con l'acquisto di almeno 3 milioni di dosi avremo in omaggio il borotalco, i cotton fioc, le salvettine per il culetto del tuo bebè e anche a Somare. No, ma adesso che questo ci hanno promesso la Johnson Johnson. Dunque il piano vaccinale potrà finalmente ripartire e raggiungere i numeri sperati, soprattutto per gli over 70-80? Certamente, è proprio per velocizzare l'inoculazione degli over 70 e 80, dopo aver analizzato i luoghi più frequentati da questi soggetti, abbiamo individuato degli hotspot idonei alla somministrazione di vaccini, come ad esempio la bocciofila de Dossobon, l'osteria al maneghetto, mitica, diverse sale bingo sparse nel territorio, ricevitorie dell'otto dove qualcuno è solito a sputanarsi la pensione con gratta e vinci, nelle cave di pesca, alle poste e soprattutto nei cantieri aperti. Quelli Quindi stiamo creando degli hotspot capillari. E se le consegne subissero dei ritardi, cosa pensate di fare? Abbiamo già sottoscritto un abbonamento con Amazon Prime e ci è arrivata la notifica via email che da mercoledì dovrebbero arrivare. Ma pensate con se ciò non avvenisse, stiamo già testando la possibilità di slungare i vaccini che abbiamo con che, scusi? Con la graspa e inocularli per via orale, sulla scia del modello russo, dove il medesimo test sta dando buoni risultati con lo Sputnik, dove è stato slungato con la vodka, che se lo provi al primo sorso lo Sputnik, ma il secondo è il Vasoche un piacer. In Messico viene somministrato ciucciando limone e sal. Il test si chiamerà Tequila Vaccine. che sembra milanese quasi, Torniamo alla questione AstraZeneca, perché insomma cosa sente di dire agli italiani per tranquillizzarli? Allora gli italiani possono stare tranquilli, perché stiamo selezionando dei volontari con una bella calligrafia per apporre delle etichette adesive con scritto Leon Pfizer. L'operazione si chiamerà l'inoculata. C'è una vocale in più. È proprio un'inoculata, come tutte un po' le operazioni che... Togli la vocale. Abbiamo altre domande. Il vaccino sarà inoculato con un'anamnesi idonea. Il soggetto infatti deve avere solo certi tipi di patologie pregresse, aver passato la scarlatina, la pertosse, il tifo, il tanfo, la rogna sgranfo, e avanti. Non deve essere vergine con ascendente scarpione, non avere capsule o denti d'oro, aver vinto almeno 4 radi
raggi a briscola senza tirare sirache ed essere stato più di 5 volte in gita a Merano con quei delle pignate. Altrimenti si inoculano altri vaccini. E un'ultima cosa, professore, è ipotizzabile un vaccino tutto italiano, no? Ci state lavorando? Sarebbe ora. Certamente ci stiamo lavorando, bene. anche nel fine settimana, qualche mesoretta, così invece di tagliare l'erba con rasaerbe e con la moto falciatrice alle 2:30 del pomeriggio, insomma, ci dedichiamo a questi studi. Direi che siamo a buon punto e tra non molto uscirà anche in edicola Produci il tuo vaccino Made in Italy al gusto pizza. Col primo numero l'alambicco a soli 3,90 € e in omaggio la coloratissima decalcomania della primula. Con il secondo numero prevediamo degli omaggi ancora più appetibili, come ad esempio la siringhetta spruzza spruzza o la calamita porta fortuna del ministro Speranza per averlo sempre con te. Ma proprio, guardi, Ha scelta anche gli adesivi di Masha e Orso. Immancabili. forse sarebbe meglio qui. Buona serata. In collaborazione con Busetta e Boton. Le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.